Come fischia bello sto cartello, Adriano. L'ho inciso apposta per te. Ma com'è possibile, dico io? Una celluzza che ti dico brutto. Tutto spannacchiato. La testa girata, l'occhio fuori. Dice una razza in via di estinzione. Ma una cosa così brutta non è meglio che si estingua. 200 euro io ho cercato a migliaccio, mi sono vergognato. Beh, quello valeva più di 10.000 euro. Comunque, come vuoi, come non vuoi, cara Adriana, con me sei stupardillo. Pure se sono sempre stato un forestale rispettato, mi hanno licenziato. Essa uccello zombi, mare sono pochi giorni, è nato poco strano. Si mangia tutte le camillucce me, che non me niente. Prima si abboffa canne e poi si mangia tutte le camillucce me. Oh, Pronto? Primaria cosa? Le camillucce tripla farcitura che stavano in do frigorifero. il pacca ragione. E la scatola arancione, sì signore. Te l'hai mangiata tu? No, che forse qualcuno che dura. Forse qualche duna. 10 rene e meglio e 10 rene e toia. Invece ti sei mangiato tutto pacca convenienza tu. E vabbè, mo che torna, che andiamo a capace a catti camilluccio. E come si muscia? Pronto? Adesso? Scusate.
Tanti auguri. 1, 2, e 1, 2, e 3. Buongiorno. Alessandro, allora siamo stati in permesso. Mi hanno licenziato, non a te. Oh, mi dispiace, veramente mi dispiace. Purtroppo, cose che succedono. E come no? Come no? Agostino, mio nipote, lavorava nei frigoriferi, la Gelogas, una ditta importante. Belle punte l'hanno licenziato. Dice che si rubava i pezzi, si li portava a casa per riparare. Fanno quello che vogliono loro, non ci sta niente da fare. A me te no c'è un luzzo come a questo, mi hanno licenziato a me. Ma questo è pure bellillo, mi faceva schifo proprio. Bollilla, 5.000 euro sta solo un box antirapina. 5.000 euro. Se mi posso permettere di darvi un consiglio, voi vi state fissando un poco troppo assai con queste macchinette. Perché non vi fate un giro da Mimì? Chi mi? Il chimico, il fratello di Sabatini, il farmacista, ha prodotto un antidepressivo artigianale. È una cosa veramente di qualità. Veramente fate? Fatevi un giro da Mimì. Fate da me. Come vanno le cose, picceri, tutto a posto? Grazie a Nolano il lavoro non manca per fortuna. Come bravo sto manager. Bravissimo proprio. Tiene tante chili contatto. Però, come devo dire, sto nata un po' in crisi, babbo. Costrato, intendo. Ma è troppo soggetta a sti crisi, babbo. Ti ha calmato, ti fa male. Tutti scemi che lo vogliono. È inconcludente, evasivo proprio. E poi sa buffa di canna. È un artista. Signor Mimì, cardinale. Piacere. Signor Mimì, mi dovete aiutare. Io ho bisogno di qualcosa, ma non sono pazzo, eh. Cioè, parlo con una persona defunta, però sono consapevole di quello che faccio. Io lo so che non mi può rispondere. Certo, è logico.
Oh, quello che mia figlia non capisce è che il pazzo non è quello che parla con il defunto, il pazzo è quello che si aspetta che gli rispondano. Io lo so che non mi può rispondere. Siete solo stressato, signor Cardinale. Sei stato? Molto stressato, però. Ora, tutta la farmaceutica ufficiale, in un caso come il vostro, vi direbbe: andate. Ma la Samsa, L'approccio mio, laddove c'è il malessere, là intervengo chimicamente. Facciamo così. Via Depresse 1000 mattina e sera per 3 settimane. Soffrite di qualche patologia? Malattie? Morbillo, varicella, queste cose qua, ma per il resto... Perfetto. Stai calmi 500, sempre mattina e sera. 1 e 1. Teniamoci in contatto telefonico. Voglio dire, casomai qualche spiacevole effetto collaterale, non esitate. Rispondo anche fino a tardi. Quale collaterale? Sono 70 euro. Ma magari qualche nausea, qualche insonnia, qualche mal di testa in più. Le prime volte. Poi vi abituate. 70. Niente la insalata buona, noi foglia Maresciallo. Buongiorno, Sasà. Per quella lampada cimiteriale a basso consumo? Ancora niente, maresciallo, se avessi a girare per i cimiteri. Ma Ti dici no, il cuore solo, il cuore... toglila di là, quella va isolata. Trattasi di una cattiva nutrice e potrebbe contaminare le altre. Scusate, ma come fate, voglio dire, solo guardandola ad asserire con tanta sicurezza? Maresciallo, la cattiva nutrice ha momenti isterici, priva di senso, saltella, senza uno scopo, senza una logica. È inadatta alla procreazione. Ma ciò che è peggio è che è contagioso. Ragion per cui va isolata assolutamente dalle altre. Ecco. Vado da mio suocero. Stai facendo loro? No, non buona cantare, loro hanno pochi caffè. Che cosa sa? Caffè. A caffè. Sì. Ne dallo, ne dallo. Ho perso il lavoro. Chi lo sa perché, ma lo sapevo già. €200 ho ricavato. Io non avevo idea di tutto sto valore. Un esemplare che per meno di 10.000 euro non te lo fanno vedere nemmeno in fotografia. Ma io l'ho fatto anche per grazia. Lo sapete, quella vuole l'intervento estetico, là, quella liposoluzione finale che dice lei. Una liposoluzione finale. Grazie, è bellissima con me. Ci sono tante ragazze un po' grosse di carriere, come no? La verità è che sei caduto nel vizio del gioco e non sai più come fare per uscirtene. E per pagare i debiti ti vendi gli uccelli sotto sequestro. Quello sono tutti specie protette ormai. Godono di una legislazione troppo favorevole, stiamo celluzzi, troppo. Sono protette politicamente, è logica. Ma sai parare una rezza tu? Uno zimbello, lo sai legare? Sequestrare e vendere, anzi svendere, è troppo facile, no? Cominci a venire appresso a noi, a vedere come si fa questo mestiere. E poi man mano vedrai che ne caverai anche qualcosa di soldi. Soldi! Scusa. Pronto? Oh, dottor Cafire, come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto Sì, bene. A voi? no, veramente qua stiamo un pochettino tutti quanti, tutto sotto stress, ecco. Insomma, non siamo più ragazzini. Vabbè, ho capito che non siamo più ragazzini. L'importante però è che gli facciamo prendere in vola sti 200 cardellini. Mi raccomando, Antonino. Va bene.
Tanto, Adriano. Abbiamo capito che alternative non ce ne stanno. Del resto poi tuo padre lo fa da tanti anni. Vai da allora che spaventi guarda lì. Fermi tutti! Guardi! Padre! Non vi muovete! Fermi tutti! Fermi! Come prendi? Bloccali là! Come bloccali? Fermatevi! No! Oh, ferma! Ehi! Dove? Fermati! Dove corri? Verbalizzate da un collega. Io ho un decoro. Non mettetevi guai più grossi! Fermati! Ma già sulla verbalizza! Ferma! Ma voi mi garantite che è ancora in vita, giusto? Al momento. Va bene, allora trovo qualcuno che mi accompagna e arrivo in ospedale, va bene. Strato, sta babbuccia in fin di vita all'ospedale. Strato, e che ammazzano, però. Strato, sta tutta intagliata, chi sta? Sei drogata tu! Vamos! Come ti senti? Debilitata, è logico. È logico. Ma come hai la caposala che fai uso di droghe sintetiche? Ma per l'amor di Dio, è un malinteso. Mimì, il fratello del dottore De Maggio, Sabatino, farmacista. Beh, mi ha prescritto certi antidepressivi suoi. Mimì. Ma perché dottore quello? È preparato a livello di chimica, queste cose qua. È stato ricoverato diverse volte per problemi nervosi. Non tiene nessuna laurea per fare queste cose qua. Vabbè, comunque. Ma non voglio fare polemica, proprio adesso che devi stare sereno e riposato. Anzi, io lo stavo pensando proprio mentre venivo qua. E babbo, io questo mestiere sto spesso in giro. Ormai tu tieni pure una certa età ed è chiaro che non puoi stare solo tu. Mo' ti piglia una badante, secondo me. Mi hanno licenziato, grazie. Oh, ma non è tu così me lo dici?
Una cosa di questa gravità. E mi ha già fatto venire infarto, più di questo. Ma com'è stata? Ancora questi cartelline? Ma non mi avevi detto che... Io non lo sapevo che era un coso pregiato, protetto. Non tocca niente. Mi fermano all'oca. Lascia stare. Infermiera, porta da chista. Hai verificato? L'avvocato Sardilla ha confermato. Sta senza stipendio, ma quando scatta la pensione non gliela possono togliere. E quando scatta pensione? 1 anno e mezzo ancora. 1 anno e mezzo. È tanto tempo, eh? Ma ce l'ha soldi? Io sto lavorando abbastanza bene, ringraziando Dio. È logico, sanno a stringere i rientri. Allora, c'è l'ho ragazza che sposerebbe volentieri. Non conosco personalmente, ma mi dicono carina, brava a casa, pulita, finché è vivo. Poi, pensione di reversibilità, no? Metà. O 50% spetta a me. Io propongo. Poi, eventualmente, se fa accordo, tutto scritto bene. Cafieri insiste ancora per i 200 cartellini in capo a un mese. Ma come si fa? Come stiamo combinati è impossibile. E sa da fa pure capaci. Pippo Paladone. O Furnale. Conosci i posti, ha la tecnica, l'esperienza. Un pervertito. Ma uno che ha avuto rapporti intimi con le galline e se ne vanta pure. Ma vi rendete conto? Ma anch'io provo un profondo disgusto per queste cose. Ma sono cose che riguardano la sua vita privata. Noi dobbiamo badare al lato professionale. Quelle povere galline si potessero parlare. Sapete, no? Io sto sviluppando un'app che traduce i versi degli animali in linguaggio umano. Ancora poco tempo. Sapremo cosa ne pensano le gallinelle di Pippo Paladone. Come no? E di Pasquale che ne facciamo? E lo portiamo con noi e mano a mano lo formiamo. Sa, ci vai a parlare tu con Paladone. Ci posso provare. Adesso io Pippo. Buongiorno, signor Sasà. A che devo questo onore mattutino? Voglia di palatore bello caldo caldo? No, grazie. Ho fatto già colazione. E allora, in quanto a questo, ditemi tutto. Di che si tratta, signor Sasà? Signor Pippo, voi già sapete come la penso sulla vostra vita privata. Ma come cardellaro nessuno può mettere in dubbio la vostra competenza professionale. Grazie, grazie. E l'amore per gli animali che mi ha sempre proprio... quest'amore... Guardate, io non vi nascondo che sotto questo aspetto voi mi fate proprio schifo. Ma che state dicendo? Di che state parlando? Perdonatemi. Il dottor Cafiero lo conoscete? Il dottor Cafiero? E come no? Ci ho ordinato 200 cardilli da pitturare per un camuffo e abbiamo 1 mese di tempo, poco più. E solo voi con la vostra competenza professionale. 200 cardilli in 1 mese? E poco più. Non è una cosa facile, signor Sasà. Ci dobbiamo spostare, sa da viaggiare. Ma si può fare. Con un poco di impegno si può fare. Questi sono per voi. Io invece vi ho portato un cardelluccio, voi mettete a capo e vi tiene compagnia. Non si possono tenere gli uccellini qua dentro. A proposito, il professore è già passato per la visita. Stamattina, sì. Che ti ha detto? Niente, dice sorridete che l'avete scampata per un soffio. Voi avete il cuore un poco malandatuccio, è un poco più piccolo della norma. Dice un cuore da uccellino. Insomma, altri 5 minuti e stavate al cimitero, eccetera, eccetera, questo tenore qua. State positiva. Almeno da vivo, voglio dire.
Papà, buongiorno. Piacere, buongiorno. Ti volevo dire, adesso che il peggio è passato, forse è meglio che ci parliamo un pochettino più apertamente, no? È giusto. Tanto per cominciare. Sul Floriana te la ricordi, sì? Ma sembrava tanto una brava donna. Bravissima, come no? Lei e madre Giordana si spogliavano nude e facevano le sensualità tra di loro. Non ti ho creduto, lo so. Forse che mamma era morta da poco, pensavo alla tua fantasia un pochettino turbata. E risvolto psicologico? Dove lo metti? Io ho assistito alla mia età ad una scena che non avrei mai dovuto assistere. Poi per reazione il metabolismo è impazzito. Io sono arrivata a 90 e passa chili. Tra due religiose. Tu mangi pure parecchio, però. E invece il TFR che mi avevi promesso, chi se lo mangia? E gioielli mamma. O canneliere la prima comunione, tutto ti sei mangiato con quelle macchinette, tutto! Pure il lavoro. Hai ragione che mo non ti posso urlare perché stai infartuato. Non è consigliabile, no? Ok. Olga, a moglie Rattilio. Ti trovo una rumena amica sua. In che senso? Io devo intensificare le serate. Tu ti sei ammalato e dopo un infarto come il tuo non si scherza. Io non ti posso seguire come si deve, la badante non la possiamo pagare, perciò te la sposi. Ma come me la sposo? Ma che significa? Un matrimonio di convenienza? Io tengo 63 anni, appena. Sono completamente autosufficiente. Non sei autosufficiente, Pasquale. Devi darti una mossa. Torna ad essere la guardia forestale rispettata da tutti. Ehi, sa. C'è troppo ritorno. Troppo ritorno. No, no, va buono, che lei ha montagna. La mia cantante preferita. Sì, tanto lo so che lo dici a tutte. A tutte chi? Che dici? Guarda che ho parlato con Lillo Ginestro. Quella cosa per fare un'amicizia a me, volendo, si potrebbe fare. Wow, bellissimo, e tu così mo dici. Già chi? Ma una giacchetta più sbarazzina nata io, no? Ma ne parliamo proprio. Gliel'ho detto pure io, ma... Questa è Lino Barbuti, E chi è? o sartoriale più emergente di Caivano. Ma quindi eventualmente il finanziamento con la cessione del quinto lo accetterebbero pure? Sì, signore, in genere non lo fanno, ma per rispetto a me. Allora, ricapitoliamo. Sagra del fungo porcino a Cusano Mutri. Sagra della pappardella al cinghiale a Orta di Atella. Lenticchie a Ventotene, salumi tipici ad Atriparda, per finire castagna ad Avella. Così avanti non possiamo andare più. Siamo troppo diversi, Stratu. Io so dinamica, tu sei troppo passiva. È carattere. È inutile che ci pigliamo in giro. Giù passivo. 4 album, 37 pezzi nuovi. Tutto il periodo del carcere raccontati in 2 CD. Ma appena trovo un'edizione musicale che mi capisce, anzi sono passivo. Cioè, non lo so, insomma, ho bisogno di una pausa di riflessione. Ho bisogno dei miei spazi. I tuoi spazi. Ehi? Ma dove vai a dormire? Lo sai che non tengo nessuno che... Ma io non mi posso sentire ricattata moralmente perché tu vai a finire sana a strada. Non è giusto. Vabbè, fammi organizzare. Tempo di trovare una soluzione temporanea.
La soluzione temporanea è che te ne vai a dormire in camera con Babbuccio. Ho bisogno di stare un pochettino da sola con me stessa. Ho bisogno di riflettere. Con me non stanno problemi. Il tuo corpo è già sexy se tu ti senti sexy. Se vuoi piacere a uomini, a tanti uomini piacciono essere abbondanti. Ma anche con Babbo. Cioè, voglio dire, quello ha avuto un infarto e io mi metto a pensare alla chirurgia estetica, a rendere il mio corpo più aggressivo, più sensuale. Ma non è giusto, no? Anche se tu nati che abbondanti, a tanti uomini piacciono nati che abbondanti. Ho già capito. Ci siamo lasciati. Come al solito. Definitivo. Questa volta definitivo. Ma pure l'altra Cioè, volta. sta voluto dire la pausa e riflessioni. Ma fondamentalmente non sa parato e a dormire. Per cui, temporaneamente, si appoggia in da camera con te. Come con me? Pochi giorni. Il tempo che si sistema da qualche amico suo musicista. Sposa me. La pensione metà e metà. Ho fidanzato tu eri in dolietta mia. Temporaneamente. Ma io sono infartuato. Ho bisogno di tranquillità, di privacy. È una fase, babbo. Vuoi dire che tutto si acconcia. No. Che significa che mi devo abituare? 2 o 3 giorni che si sistema e poi lo sbatto. Fuochi fatui. Avevo sentito dire, ma mai avevo visto. È stata la signora Cinquegrana, la lapide a fianco. Pure il salumiere Gherardini si è lamentato. A quest'ora non possiamo parlare. Mi fastidia tutto quanto. Devo incontrare questa rumena. Mi metto in casa una che aspetta la morte mia. Spiega Angela a tua figlia. Vienile in sogno, fai qualcosa. Se no me la devo sposare. Hai capito? Io poi non voglio sapere niente. Tocchitura quasi pronta, eh? Intanto 2 dita palline.
una specie di grappa un poco più forte. La grappa prima di mangiare? No, per carità. Io magari 2 dita per gradire. Masca, vecchio. Ma avete ragione. Io stavo così positivo, poi st'idea di mia figlia. Masca, parliamoci chiaro. La vecchia è una brutta bestia. Un domani che voi perdete l'autosufficienza, una catedra dentiera da sciacquare, una sedia a rotelle, non si sa mai, pesca. Vabbè, mamma, non esageriamo però. Mettete il pezzettino di Giado Iosca vicino, ha portato Giorgiana, va benissimo. Lo solito alcolizzato, poi ricevo fegato. Tu, scusami, sei proprio rumena o... Sì, rumena. Rumena de Roma. Ya, mi dici qualcosa, fanno poche conversazioni. Bella Romania. Sei stato? No, io immagino. Parli bene italiano. Vado a controllare tocchitura, torno subito. No, bene, no. Ho imparato dalla televisione italiana. Reality, Isola dei VIP. Hai tant'ali ieri. È bellissimo, io adoro l'isola. Amore, avventure, tradimenti. Chi lo tradimento si porta assai ultimamente, no? E può capitare, lo sappiamo, no? Poi moralmente è logico, ci avesse manco un scrupolo. Un scrupolo. Tu sei solo tu sopra un'isola nuda, con uno davanti pieno di tatuaggi, muscoli dappertutto, che fai? La tentazione ci sta, è normale. I muscoli, i tatuaggi. Lo tengo pure io i tatuaggi. I muscoli no, però. Volendo. Un po' che allenamento si fa. Allenamento. Per tocchitura ancora 5 minuti. Allora, Pasquale, io dico così, se per te va bene. Domani fate passeggiata di conoscenza. Aranciata, gelato. E poi, dopodomani, se va a comune, per matrimonio. Già dopodomani? Perfetto, no? Potete andare da Gel, fa una nocciola che è la fine del mondo. Ecco. Signora Olga, non mi dite niente, 2 dita di quella palinca pure a me. Bravo, Pasquale. Mamma mia bella! Fuoco! Non è possibile. Giramento di testa? No. 2 bottiglie ti sei fatto di quella grappa. Che poi non era neanche grappa, ma che era pibigas, kerosene. Mamma, che brucio di stomaco. Era un po' forte, sì, ma anzi. Mi stai aiutando a riflettere, vi dico la verità. Ma che devi riflettere? Io lo so che voi mi volete bene, ma... Ma comincio a capire che ormai sono di troppo. Oh, ma non lo dire nemmeno. Questa rumena si prenderà il mio posto qui, accanto a voi. Che facciamo? Mettiamo il lettino ai piedi del letto? In fondo il posto ci starebbe pure. Tanto il matrimonio è finto, mica dovete... Te ne devi andare! È un poco di dignità. Rifatti una vita. Dico io, con tutti gli amici musicisti che hai. Vi facevi fortuna dei capannoni industriali. Materiale elettrico, connettori, cavetteria. Ragione per cui Aniello, Pisciotto, Gigino Mocerino sono tutti quanti in galera. E la musica, figurate, mi sapano proprio. Sposati a una rumena. Non ti sopporto più. Oh. Domani mattina mi devo pure svegliare alle 5. Oh. Arush facciamo ci sta portando, chi sta, ne? Tiki-taka, takatuk, là.
Tutta quella carne porca che mi abballa nello stomaco. Quella è pesantuccia la cucina rumena. Lo so, io ormai mi sono abituato. Ma qua stanno le persone anziane. Ma quanta manca ancora? Quell'anno, qualche giorno chissà ci mangiava. Si svegliava alle 5 del mattino per raccogliere insalate. Poi il padre morì e lo misero a fare il pastore insieme allo zio che pure morì. Ecco, che allora il ragazzo diventò Carzone del nonno che faceva il panettiere. Voi lo sapete perché lo chiamano palatone? È specializzata nel palatone. Oppure... Lasciate stare, voi siete troppo ingenui. Laggiù, vedete, oltre quell'allevamento di pollame, siamo quasi arrivati. Manca ancora poco. È come se avesse un sesto senso. Come quelli che trovano l'acqua con la mazzarella. La mazzarella. Antoni, sentite che dice vostro genio. Lascia sta. Parliamoci. Pezzi. 3, 4, 5... 19, in totale sono 19. Non male direi, no? Altri 10 parate di rezza ed è fatta. Ve l'avevo detto io che Pippo Palatone sapeva il fatto suo. Effettivamente, sa sa, Pippo Palatone, Ecco, andiamo all'ene. Due asciutte che Allah. Guarda chi guarda come canta. No. Guarda chi sta. No, chi sta può cantare. Guarda chi sta. Come? E chi sta Claudio Vino? Ci sta pure Domingo, Caruso. Ehi. Andiamo, fate un tentativo, vediamo se oggi la fortuna vi assiste. Uè, Pino, tu stai qua. Questo è un Claudio Villa eccezionale, la cantata te la fa senza rottura. 10.000 euro e non un euro di meno. Andiamo bene, andiamo. Si ble pizziocca, sì. Con Attilio. Ah, il maresciallo sta con noi. Sta bene. Andiamo, pizziocca. Buongiorno. Prego, aprite quello che piace. Abbiamo Pavarotti, Murolo, Modugno, Pino Mauro. 50 euro sul muro. A me. Ma fatta ruppia da mano. La fatta completa. Non è cantata, sta mattina cantata, sono una chiama. Qua sono 200 euro. Grazie. Ma mi sono buttato. Così a intuito. Voi dovete seguire l'istinto, ve l'ho detto. Buona giornata. Buonanotte. Mamma mia. Chi sei un cardile passato? Lo volete sentire? Che volete fare? Scommettete. Lo faccio sentire. 300 euro. Ma lo faccio sempre. Oh, ha fatto la chiusura della passata. E che diamo? Oh, e che giornata che è sciarata. Mamma mia. Sono entrato con 50 euro, sono uscito con 2250. Poi Antonino dice che non capisce niente della vicenda. Effettivamente voi un talento lo tenete. Io so cantare, lo facevo da ragazzo nelle sagre come mia figlia. Allora subito lo capisco se il cardellino piglia nota dritto oppure no, zible blep zio con la zipola, sia reggio va via. È un fatto musicale. Insomma, è come se ci capissimo fra me e loro.
Stiamo in coppa alla stessa tonalità. Se che le fosse bella, d'altra parte voi parlate con vostra moglie morta. E praticamente voi un potere lo dovete tenere, un potere paranormale. Che le due sei cose, o tenete potere o siete pazzi. Non è potere, come va a dicere? È sensibilità, ecco. Nonno Palumma, cerchiamo di essere anche un po' positivo perché la squadra ci sta. La squadra c'è tutta, ma la positività in questo momento ce la può dare solo qualche pasticchetta di Mimì. La pasticchetta di Mimì. La già chiamata Mimì. Se guardiamo ai fatti, sappiamo che Tramontano scende per vendere 200 cardellini bianca Giuffrida. E Giuffrida sappiamo tutti quanti che di professione fu schiattamorta. Però Ati, noi dobbiamo mettere da parte la superstizione e tutte cose e dobbiamo giudicare i fatti. E i fatti sono che questa a 83 anni viene fino al mobilificio Pagliarella, lui e quel badante che si porta a PS. Che bella compagnia. Ma i gusti degli altri sono un fatto privato. Non è che ci possiamo mettere a fare la discriminazione sessuale proprio di noi. Evitiamo che teniamo morti in da casa. Sentite, io devo precisare una cosa però, Quello che pensate tutti quanti di me, io lo so. Sì, lo so. Ma che volete? È stato un periodo della mia vita, no? 5 anni di pastorizia non sono uno scherzo per nessuno. E non ci interessa. Ma come ve lo devo dire? Vabbè, ma una gallina però. Vabbè, ma tante volte però. Basta però. Siamo qua per lavorare o può parlare Zuzzi Maria e su Cristiano? Ah, basta. Adesso concentriamoci tutti sulla dinamica e la programmazione. Quindi sai. A ti! Buono. Quello l'hanno pure premiato questa nocciola. Vari premi, onorificenze, come? Bella Italia. Sta piacendo? Sì. Tutto moderno, pulito, negozi, luci. Però non è come a New York. No, come a New York no, questo è un piccolo quartiere. Però insomma quel genere là, si capisce. Ci sei stato? A New York no, Pordenone. Vari anni distaccato a inizio carriera. Com'è, bella Pordenone? Abbastanza. Vuoi sedere panchina? Ma senza toccare seno, perché passano i bambini. È logico. Ti piace andare a ballare? No, a me per farmi ballare mi hanno sparato proprio in piedi. No, sparare in piedi no, fa male. No, che hai capito? È come si dice, in senso figurato, capito? Cioè, se mi sparano nei piedi, io non mi piace andare a ballare. Magari ti ci mando con grazia, Ti piace animali? Abbastanza. Cane? Il cane sporco, bisogna portarlo fuori 3 volte al giorno. Gatto? No, c'ho proprio la fobia del gatto. Non piace nessun animale? L'iguana. È colorato. Edmund, come è stata la comunione? Bravo Edmund, sei contento? Ok Edmund, e vai! Grande Edmund! Loro sanno sempre dove tornare, sanno dove è casa loro. Non si perdono mai. Tenen una specie di radar, rindici bella. Ma tu invece, dov'è veramente casa tua?
Chi sei tu, veramente? Giacchino Strato. O calavrona nera mettra su tinto cazzona, pezza fusa appassionata, piezzi carogna, pasta cresciuta, sfogliatella ricettata, ferrarella acqua sfiatata, occhi pasta frolla. Forbice e lametta fanno amore a baionette, va trovando moglie estate se signore chiama cancra. Coro fottuto, fronni, maggi panzanella, ricottella amara che fu, puttinto parapiglia. Frolla, frolla, frolla gatta morta, frolla, 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 bastarda carna molla, frolla, frolla, carna mia malata, una chella sola, figlia mia chi te consola, figlia addolorata, una chella persa, palommella che non vo, carogna incarognata, tu non mi può lasciare. Non sono proprio bianchi ancora. Questa è solo la prima passata. Pare che è stato al parrucchiere. Non è una cosa bella, lo sappiamo. È una scocciatura alla fine. Però, Pasquale, ci sta chi gli acceca gli occhi ai poveri Cardellucci. Quelli sono criminali, sono assassini. Alla fine questa qua è pittura a tempera, se si sciacqua si leva. Poi quando si accorgono del camuffo è capace che li liberano proprio. È probabile. Ma dimmi una cosa, ma tu veramente stai sviluppando questa app? Come? Cioè, da come mi hanno spiegato, tu metti il telefono vicino, diciamo, al cavallo, il cavallo fa il verso e il cellulare ti traduce. Precisamente. E come fa? È un algoritmo, Don Pasquale. È difficile spiegarvelo così, eh? No, ma io dico proprio il principio. Lui va a cercare la tonalità. Lui chi? Algoritmo. Ah. Una volta che le ha trovate, la tonalità diventa una serie numerica, poi la divide e alla fine la traduce. Per ora sto sviluppando l'app solo per gli uccellini, ma con un software un po' più pesante. Ci si potrebbe lavorare. Formando un team di scienziati, perché no? Potrebbe essere una rivoluzione, ti rendi conto? Primaria cosa, il mondo diventerebbe tutto vegetariano. Pensate, un'intervista TV a una vacca prima di andare al macello. Pensate che la povera cristiana quanta cosa potrà dire. La gente si commuove, inizia un rapporto. È così. Che cosa volete tradurre? Mio dolore. 2 vitellini lasciati a stalla. Senza madre. 16 mariti morti. Ora mi attende una fine atroce. E voi siete specie evoluta. Pensa se facevano a te questa cosa. Certo, sarebbe una cosa meravigliosa. Peggio le Facebook, a Twister, peggio i Twister, peggio di quello che ha inventato il computer. Ma avete capito che mi trovo tra le mani? A notte non dormo. Hai ragione. Una piglianata? No, la seconda passata facciamola domani. Voi lo vedete adesso? Adesso lo vedete. Quelle sono le pasticche di Mimì che lo tengono così abbattuto. Altrimenti chi le spaccasse tutto un magazzino. Ho ragione però, Si filopatico 100-100. Oh, ma è proprio cerebroleso dichiarato. Piglia pure la pensione. E allora quella app dei telefonini per parlare con gli animali. Ma voi state pure assenti. Ma allora anche voi. Vabbè, del resto, voi parlate con vostra moglie al cimitero. Io che bella la compagnia. Parevo vero. Tutti quei calcoli, l'algoritmo. E l'algoritmo è sto cazzo.
E meno male che c'è Mimì, meno male che ha trovato la formula chimica giusta per lui. Signora, raggiungere quello che dice lei richiederebbe perlomeno una dozzina di interventi, questo lo sa, vero? Sì, sì, me lo ripetete sempre, ma... Io riesco a fare tutto con un solo intervento, sia ben chiaro, insomma. Che voglio dire anche da un punto di vista economico, voi andate a risparmiare quasi il 70%, non so se mi spiego. Ho fatto il finanziamento con la cessione del quinto della pensione di Babbo. Ah, quindi 30.000 euro ve li danno? Dice 2 settimane per la pratica e poi li versano, sì. Ah, benissimo. Noi qua cominciamo con la liposuzione, no? Poi procediamo a ridurre, siliconare e tutto, però qua ci vogliono perlomeno 3 giorni di ricovero. Questo è un intervento low cost, però insomma, non è che possiamo fare cose arrangiate, signora Bella, questo lo sa. Adesso con questo nuovo preparato, devo dire, vedi pure col gioco, sto andando una bomba. A me mi ha prescritto un antidepressivo molto blando, ma mi trovo bene. Oh, se non fosse per Mimì tante cose, tanto entusiasmo, mi ha messo proprio una marcia in più, ecco. Ma lo sapete che col vigor di Mimì vi può ritornare anche lo stimolo sessuale, Sì. Lo so che a voi vi è passato i geni e vi capisco, ma se proprio non vi piace, mica è obbligatorio, Ma perché voi? 5.000 euro mi è costata la sesta di Olga e secondo voi noi tutte le sere una cosa bella, svelta, ma carica, diciamo. Cosa per il matrimonio, signor Limì? In che senso, scusate? Voglio dire, domani mi sposo in municipio. Matrimonio combinato, per la pensione, avete capito? Certo. Mi è tutto chiaro. Sapete, il chimico di fiducia deve essere un poco psicologo, un poco mamma, un poco precettore. Optimist 1000, 3 compresse al giorno per 30 giorni. Vigor 100. No, ma è combinato il matrimonio, non... Combinato no, che il femmino non si può mai sapere. Io eviterei figure in merda, altrimenti poi andate in depressione e, come si dice, acconciamo una cosa e ne scongichiamo un'altra. Avete ragione. Pezzi, brile. Pezzi. Pezzi. Che è? Niente, non può cantare. Vuoi cantare? No. Ma direte chi sto io? O ti faccio io come lo faccio cantare?
sto crescendo, bello cardillo, quanta cosa che l'ha già imparato. A da ira, do chissà da chi, rimasciata ma l'ha da portare. Siete qua, bello mio, lo cantante, c'è una casa, una nenna c'è sta, tu la vita che non è distante, che la nenna da ir a trovare. Si la trova che sta dormendo per la fata e non la piglia, non rumora, non fa con le penne, quei cardi tu la vista asciugata. Si affacciata per stallo baraccone, per la rosa la vista pigliare. Quei cardini là, tutto stuono, ma battendo cardina a durare. Si la trova che face l'amore, sto correttiere alla scuna da qua. Ecco, io l'avevo detto. Adesso mi trovo in difficoltà. Perché in difficoltà? Tu sei marito, puoi fare quello che vuoi tu. Puoi dormire, fare amore come piace a te. Pare facile. Puoi toccare seno, culo, come faceva Silvestro. Chi è Silvestro? Silvestro, il vecchietto dove stavo io prima. Lui toccava seno con mano, poi scendeva. Poi è morto. No, ma che morto. Lui adesso voleva rossa perché a lui piace cambiare. Ha una bella pensione, quasi 3.000 euro. Paga bene. Mi ha fatto tornare nel mio paese, però ha pagato biglietto in prima classe. È bravo. È logico. È bella tua prima moglie. È bella, sì. Però togliela da comodino. Eh sì, è una questione di rispetto. Convenienza o no, togli. È giusto. Come faceva Silvestro, come sto facendo io? Ti faccio vedere io. Però spengo luce. Non mi piace fare intimità con luce accesa. Lui mi toccava così e poi scendeva sempre. Scendeva. Scendeva sempre, sì. Sì, scendeva sempre più giù. Sì, così, così. Sì. Non è possibile. Una cosa è farlo per passione, ma 200 cardellini in poche settimane. Ma come si fa? Come si fa? Ah, così sono in femmina forte. Vai. Andate, venite con me. Ho bellissimo. Ma tu, ma tu pure fai, Samarelli. Ma tu poi, le cartelle cango, poi. Vieni con me, vieni. Piano piano.
Non cari. Quasi 40 chilometri arriva a qua. Ah, ma... Ma devo mettere la maglietta pulita, sapete perché? Perché ho sudato, poi mi acciappa sci e non mi muovo più. Faccio ancora in tempo per il caffè? Come? T'ha stregato! E che t'ha fatto sta femmina, babbo? Mi ha fatto innamorare, grazie. La cosa più naturale del mondo. Allora, ho portato sia crema amarena che cioccolato bianco che miele, tutti i gusti. Miele per me. Miele per il nostro amore. Sono stata troppo precipitosa, troppo avventata. Tu tieni il colesterolo a 2,90! Questa roba non te la devi mangiare! Ma che magari il nostro amore non era perfetto. C'erano tante incomprensioni, tanta difficoltà. Mi manca pure a voi, no? Tornati. Solo sigarette. Niente cambio moneta? Niente monete. E manca poco che vi tolgo pure il vizio del fumo. Guarito così, di punto in bianco. Guarito, sì. Sì che una volta fatto il colpo, io e voi non ci vediamo più. Ci vedremo meno, certamente. Anche perché vorrei tornare, come si dice, sulla retta via. L'anno prossimo scatta la pensione, io sono pure infartuato. Beh, è giusto. Chi ve la fa fare più questa vita? Una volta che vi siete tolti i vizi delle macchinette, poi scatta la pensione. Vabbè, comunque non mancherà occasione, detersivo, uno straccio, un assorbente per mia moglie. Che sa fare l'amore, è bastata una notte sola. Potentissimo. Il vigor di Mimì. Sì, anche. Ma io dico soprattutto il sentimento. Perché buttarti via nelle sigarette, nell'alcol, nelle macchinette, quando accanto a te hai una donna che ti ama? Ma questo gliel'avete già comunicata ad Adriana, sì? Basta con le macchinette, basta parlare coi morti. Siete sicuri di stare bene? Ma è stato meglio. Tanto adesso sapeva già, non c'è bisogno che vaghi fino al cimitero. Come sei, come sarai, non te l'ha messa? All'ultima pagina. Sinuosa proprio, eh? Certo, è un primo passo. Azzo, un primo passo. 32 kg. Tu ti sei messa in testa di volermi piacere fisicamente. Che colpa ne ho io se adesso mi piace il fascino androgeno? Sarà la maturità sessuale, passaggio intermedio verso... chi lo sa? 32 kg so assai, lo so. Una creatura 7-8 anni, praticamente. La bambina che è in te. Accompagnami a casa. A giacchetta detersiva Giorgiana. E mo devo andare alla curia, bellezza. Ah, ci sta quella serata a Battipaglia, la sagra della Tizzona. Mi raccomando, trovati un partner perché là volevano gli strato di grazia. Va bene. Ci penso. Ciao. Mi sento confusa, padre. Questo intervento estetico. Strato che se n'è andato. O manager mio che mo ci piacciono le androgine. Papà poi si è innamorato di quella rumena che l'ha stregato. Dai valore al tuo corpo come è. E poi deve pensare soprattutto che l'amore di un padre è cosa infinita. L'amore di un padre è come l'amore del nostro Signore. Tu ami miratuciata, e a te che la che è stata,
Io non ti corro appriessa e non ti voglio la tormenta, e non mi firi sto tranquilla perché tu accai a passare. Ma chi tu fa sì, che la gente parla, ma chi mu fa, lo sappiamo noi o perché. Io e te, io e te. Da quanto tempo stavi qua? Sono arrivata adesso. Hai sentito la canzone? Bellissima. Vabbè, ancora un po' da arrangiare. Sai, ho pensato una cosa, Strato. La nostra storia, in fondo, non fa più schifo di tante altre. È quello che ho sempre detto pure io. Cioè, i problemi erano tutti quanti, ma i problemi sono fatti. Per essere risolti. Dobbiamo credere in noi stessi, nelle nostre potenzialità. Se uno vuole costruire qualcosa, come io canto, il muratore d'amore, un mattone al giorno. Costruisce la sua casa dell'amore. Lo so. Voglio un figlio, Strato. Non posso che aspettare. L'intervento estetico? Voglio piacermi così come su. A me mi piace così. Al limite un po' di dieta. Mi piglio un caffè. Tengo un bar a disposizione. Stanno pure i camillucce tripla farcitura. Non è che sono variata. Però stasera non puoi cantare con me, perché ti ho fatto una sorpresa. Andiamo, non ci pensare. Accompagnami a casa. Portami con te, anche se fuori il cielo si sta per scatenare. Lontano via di qui, qualche straccio riusciremo a rimediare. Portami con te, perché è tempo di arare e seminare. E non è ancora il tempo per imparare ad invecchiare. Tienimi le mani, che le cospargeremo di olio e sale, e le spalancheremo oltre ogni pudore, oltre le parole che stanno per finire. Prendimi con te, anche se non sappiamo dove andare. Niente da imbarcare, solo montagne di memoria da smaltire. Sarò vicino a te, anche quando non ci sarà più niente da dire. E avremo da mangiare, solo un buon pezzo di pane con le olive. Stringimi le mani e lasciamo che si scaldino al sole e trovino la forza di rincorrersi ancora e di perdersi come quasi fosse amore. Quasi fosse amore. E trovino la forza di rincorrersi ancora, di sfiorarsi e poi spingersi in fondo al silenzio senza far rumore. E ritornino a giocare ancora fra le labbra socchiuse, nelle fragili pieghe delle nostre anime belle e perdute. Domani è il nostro giorno, i 200 cardellini finalmente li abbiamo catturati e dipinti tutti di bianco.
sono perfetti per il camuffo. Mi raccomando, Pasquale, massima concentrazione, se ci scoprono sono mazzate. Attilio. Non mi posso tirare indietro. Lo devo fare. Tanto è l'ultima volta. Sto bene. Sto molto bene. Pasquale, ma tu sei sicuro? Attenzione che Giuffrida non è un pivello, eh? So quello che faccio. Gli va a agganciare Giuffrida. Signor Giuffrida, cercavo proprio a voi, sono passato in ufficio e mi hanno detto che vi trovavo qua. Qualche parente, un anziano zio che improvvisamente... Sono qui per me, signor Giuffrida. Purtroppo ho saputo che non mi resta ancora molto da vivere. E chi ve l'ha detto, scusate? La mia prima moglie. Vabbè, ma voi sapete come sono le ex mogli, no? C'è spesso quel rancore di fondo che... Ma voi siete risposati? Da pochissimo. Ah, ecco che tutto torna, voi campate 100 anni. No, ma il caso mio è diverso. Mia moglie è morta anni fa. Questo mi dispiace. E allora siete stata avvisata da una voce ultraterrena. Esattamente. Guardate, io adesso ho un'occasione, 990 euro, all included, feretro materiale ecosostenibile, faccio tutto. Mi raccomando, il carattere deve essere... Ti metto, guarda, te lo metto pure il lucetti. Signor Giuffri, deve essere un carattere, però vi dico, carattere di quelli che belli, il carattere che ci vuole è quello che si usa in decibel. Passo da voi all'ufficio allora. Va bene. Quando vi trovo in ufficio? Che begli esemplari. Complimenti. Grazie. Sono puri? Al 100%, ma è già tutto venduto. Sto aspettando il compratore. E state solo voi con questo tesoro in mano? No, ci stanno i nipoti miei coi cani. Loro allevano sti cani che sono proprio killer. Ma sono bravi ragazzi, educati, lavoratori. Questi se si sanno allevare sono soldi veri, eh? Chi si può fare? Ma non è una cosa per tutti. E ci vuole gente esperta, gente del mestiere. Oramai i giovani hanno abbandonato. Non lo dite a me, tengo 3 nipoti, ma nessuno di loro che vuole fare più la campagna, niente. Tutti col telefonino in mano, tutti grandi affaristi. Un attimo, scusate. Chi è? Pronto? Pronto? Chi è? Ma chi è? Si mettono il telefono in mano e sono tutti grandi manager, grandi artisti. Avete ragione. Scusate. Pronto? Passo da voi all'ufficio allora. Se siamo in due? Sono in due, scusa. Non si può mai sapere. Sì, vengo subito.
È stato un piacere. E mia moglie ha fatto il brodo di pollo. Sapete come sono le donne, no? Poi vedono le schifezze, tanta volgarità. Pronto? Dove sei? Cosa fai? Vieni a mangiare, non vieni a mangiare. E poi succedono tanta cosa, tanta disastro. Signor Tramontano, Signor Giuffrida. purtroppo lei sa il lavoro che faccio. Ho incontrato un cliente, cioè un futuro cliente. Mi fa piacere. Ma perché mi avete pigliato, signor Tramontano? Facetemi capire. Anzi, questa scena bresca, cardelline pitturate. E mi volevo pigliare per culo a me, a Lucio Giuffrida. Ma che state dicendo? Come vi permettete? Come mi permette? Che le vedono ancora le vernici. Ma io non capisco. I miei cardilli, il signore, il telefono. S'hanno rubato i cardilli. S'hanno rubato i cardilli. Per così. Che è stato così? Che s'hanno fatte i cartellini. Ma non sanno che sti così. Ma che ne saccia? Portatemi i cardilli. Portatemi i cardilli. Fai una cosa, allora tu a che tu vai là. Ti resta il caffè domani. Ma che sta facendo? Perché non pensi? Quando mangiati cane. Vai, vai. Vai. Di cane! Fabres, vasca. Passate. Qui, Villa Capiro. Ascolta là. Pasquale. Pasquale? Tu sei Pasquale. Tu sei Pasquale, capito? Non andare per la provinciale, stanno i posti e blocco. Però guadagniamo tempo. A rischiare? Ma per l'amor di Dio. Vai in campagna. Vai. Come vi chiamate voi? Come vi chiamate? Tu come ti chiami? Pasquale Cardinale. Sta pure. Io Paladone, capito? Paladone. Io Paladone. Io tuo suocero. Tuo suocero, questo qua è il suocero. Antonino Trastesa. Pronto? Antonio, sono tutto il caffè. Tutto a posto, tutto il caffè, stiamo arrivando. No, non venite più, anzi liberatevi immediatamente dalla gabbia. E perché? Ci hanno fottuto, c'è sta l'antifurto satellitare sopra. Oh madonna, fermate, ma. Chiudete bene i finestrini. Mi vede già me, tutto bene. Non mi muovete, mi raccomando. Tieni questi due tele là. Sì. Amres. Va bene. Tu lo piazzi, se non me l'hai chiesto. Un spicchio, no. Un spicchio a sotto, sa. A sotto. Calma. Poi al mio 3, aprite. Pronti? 1, 2, 3. Abbiamo perso pochi, Adesso però, attenzione a rientrare. Mi manca la forza di gravità. Mi sentivo lanciere come un palloncino. Piano però ragazzi, aspettiamo prima che si assestano e poi entriamo, non sopporto. Le cantille stanno bene! Basta! Non parla più. Cinquetta. Pasqua, tutto bene? Assi tutto bene. Quello 50. Forza, si vede la botta di sangue, il precedente infarto. Ehi, arrivano i cani, ammuccetti! Mangiate pure i cani, che bellezza! Vai! Dai.
pensava assai, sarà sto cielo nero e sto sfaccime viente, ma viente terra o viente mare, da sti giornate senza sole, un paio a te pensavo e mi chiagnevo cuore, ma è vola, vola, vola e se ne va, sto cielo vola e non si ferma mai. E se ne va, un pasto tempo vola e non si ferma mai. Vola, vola, vola e se ne va, sto cielo vola e non si ferma mai. Sto crescendo un bello carattere, quanta cosa che lascia imparare. A da ieri, a da chissà, a da chilla, ne masciata pomata pure ta. Sento che bella mia lontananza, c'è una casa non ci sta. Tu la vedi che non è distante, che la nenna da ir a trovare. Si la trova che sta dormendo, per la fata e non la piglia. Non rumora, non fa con le penne, quei carattere tu la vissi asciugare. Si affacciata posta allo baraccone, per la rosa la vissi pigliare. Quei carattere che là tutto stuone, ma mattina carattere a durare. Si la trova che face l'amore, sto quartiere la nasconde da qua. Vi cancella dritta al cuore e lo sangue tu mai da portare. Ma si pensa a te, chiano chiano, zitto zitto in gellale a costare. Si afferrava da con la mano, presto ambietto tu l'hai da zompare.